Buongiorno e bentornati con questo nuovo appuntamento di A Voi la Linea, che cominciamo subito con un progetto di rilancio del territorio in chiave turistica questa mattina. Con un progetto, Danieli e D'Olivo firmano infatti un progetto da 10 milioni per il rilancio di Butrio, il taglio del nastro del bistrò, cui seguiranno poi un hotel a 4 stelle, 2 ristoranti, un'area wellness. La Corte delle Fucine insomma comincia a prendere corpo con interessanti opportunità, come si diceva, per il territorio in chiave turistica. Vediamo. Parte dal taglio del nastro delle Fucine Caffè e Bistrò all'interno della ristrutturata stazione di servizio di Butrio, commissionata dalle officine Danieli all'architetto Marcello D'Olivo e realizzata nel 1962, il progetto da 10 milioni di euro che porterà anche alla realizzazione di un hotel 4 stelle, 2 ristoranti, una zona wellness e sport. Un'area da 85.000 metri quadrati nata dalla visione del presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti. Oggi il taglio del nastro di Le Fucine Caffè e Bistrò, che si inserisce poi in realtà in un progetto molto più ampio che interesserà il territorio e la sua valorizzazione. Ma partiamo da questa struttura firmata Marcello D'Olivo, che avete recuperato e ristrutturato secondo quali principi? I principi sono quelli basati sul rispetto del segno e dello stile di Marcello D'Olivo. Questo volume, questo edificio può essere considerato una sintesi della sua cifra stilistica, ma anche dell'applicazione delle tecnologie. Proprio da lì siamo partiti, cercando di mettere in sicurezza, ovviamente la normativa oggi è molto complessa, mettere in sicurezza strutturale l'edificio attraverso una tecnologia molto avanzata di rinforzo delle 10 colonne che sostengono la vela dell'edificio. Grazie a casseri di acciaio sagomati con un'iniezione dal basso del conglomerato cementizio siamo riusciti a mettere in sicurezza statica l'edificio, da cui abbiamo poi cercato di mantenere l'originalità della veletta, che è un elemento caratterizzante di tutta la struttura. Per questo motivo poi abbiamo lavorato moltissimo sull'impianto delle luci per creare delle scene, soprattutto al crepuscolo e di notte, che fanno apprezzare, che fanno leggere in modo inequivocabile il volume dell'edificio. Ecco, queste ampie vetrate che consentono proprio una relazione tra l'interno e l'esterno. Esattamente, le vetrate riescono proprio a liberare, no, i principi architettonici di Marcello D'Olivo, no, nella sua cifra stilistica, come dicevo. Quindi queste vetrate alte 4,50 m permettono una permeabilità visiva a 360 gradi. Si parte dal bistrò, però il progetto è molto più ambizioso e mira a rilanciare questo territorio. Vogliamo dare qualche numero e raccontare che cosa succederà? Stiamo parlando di un'area di 85.000 metri quadrati. L'albergo avrà 65 camere, saranno 2 ristoranti, uno con 80 coperti, uno con 30 coperti, che sarà un'esperienza sensoriale, qualcosa di più. Ulteriori 40.000 metri quadrati sono già stati acquistati, valuteremo cosa possiamo offrire. Dal punto di vista finanziario è una spesa ingente, devo dire la verità, no? Superiore ai 10 milioni di euro, diciamo, quindi molto impegnativa. Tutto è nato da un'idea del nostro presidente, ingegner Benedetti, che è un po' il dominus, che ha la passione anche di aver analizzato a fondo la vision, quindi ci ha trascinati, diciamo. Anche chi magari aveva qualche dubbio poi era molto contento di far parte del team, diciamo. Sindaco, non si tratta semplicemente dell'inaugurazione di un locale, ma dell'avvio di un progetto che potrebbe avere importanti effetti sul territorio. Ma assolutamente, io ne sono convinto. È chiaro che ora si vede la ristrutturazione di un'opera che è diventata quasi monumentale di Marcello D'Olivo, anche per l'importanza che ha questo architetto per il Friuli, ma io lo vedo proiettato nel futuro, quindi questo è l'esempio di ciò che verrà, questo nucleo di ristoranti, di alberghi, di
area wellness immagino, che sarà estremamente importante per lo sviluppo turistico di questa zona che a mio parere ha delle potenzialità enormi e assolutamente inespresse, sia per la bellezza dei luoghi, sia per le opere d'arte che si possono trovare, sia però anche per i vini e per la qualità dei cibi di questa zona. Il fatto che sia molto poco conosciuta secondo me è un ulteriore vantaggio di quest'area, per cui io sono estremamente ottimista sullo sviluppo di quest'area. E tra 2 giorni si riaccendono le luci dell'Arena Alpe Adria a Lignano. Sabbiadoro sarà Emma Marrone a salire per prima sul palco dei concerti lignanesi per il debutto del suo tour estivo. Ci colleghiamo allora in diretta con Alexis Sabot che si trova sul posto per noi per i preparativi insieme a Paolo Bassi. A te la linea, Alexis. Sì Paola, è proprio tra pochi giorni si riparte qui dall'Arena Alpe Adria ed è proprio quello di Emma Marrone, il primo concerto in Italia live. Ce ne parla Luca Tosolini di FVG Music Live. Siete pronti per partire? Sì, finalmente dopo un lungo periodo di riposo siamo contenti e pronti di ripartire. Siamo contenti che la musica riparta da Lignano Sabbiadoro, che è una città che negli ultimi anni ha investito e puntato molto sul connubio tra la musica e il turismo, e quindi siamo molto felici di regalare questo concerto a Lignano, il primo concerto di una lunga stagione, perché Notti in Arena, che comincia il 3 giugno, allieterà le serate dei lignanesi e dei turisti fino a metà settembre. Alcuni nomi sono già stati annunciati, altri li annunceremo nei prossimi giorni. Speriamo bene, un bel inizio, siamo molto contenti e felici di ripartire. Il palco lo vedete, stanno partendo naturalmente, insomma è già quasi tutto pronto, adesso sono in pausa chi stava lavorando qui per l'allestimento del palco, ma diciamo che proprio quello di Emma fa partire tutti gli eventi live in Italia. Ma concentriamoci sulla nostra regione e su Lignano, perché l'Arena Alpe Adria intanto, grazie alla zona bianca, avrà una capienza di 200 persone in più rispetto al previsto. Assolutamente, oggi siamo riuniti con la Commissione Comunale di Vigilanza. Grazie all'ingresso in zona bianca è ovviamente sparito il coprifuoco, e anche la capienza siamo riusciti ad avere una deroga sopra i 1000 previsti, quindi avremo 1200 persone che potranno accedere, quindi questo è anche un invito a chi volesse venire a vedere questo concerto. Ci saranno nelle prossime ore altri biglietti messi in vendita e quindi speriamo di potervi accogliere tutti. Ovviamente siamo i primi a ricordare che l'emergenza non è ancora finita, che stiamo entrando, si spera, nella nostra una fase migliore, però le distanze devono essere mantenute, la mascherina deve essere mantenuta, gli controlli della temperatura verranno fatti, in modo che tutti siano contenti di venire a vedere una serata di musica nella massima sicurezza. Quindi 1200 persone possono assistere al concerto di Emma Marrone in programma questo giovedì alle 21, quindi anche l'orario è cambiato grazie appunto all'eliminazione del coprifuoco. Certo, questo è l'altro elemento di novità. Il concerto si svolgerà regolarmente alle 21 e quindi poi tutti potranno tranquillamente ritornare a casa alla fine del concerto. E quindi già si lavora con più tranquillità per voi, no? Assolutamente, si comincia a respirare un'idea di normalità dove speriamo progressivamente, senza fretta ma con giudizio e ma andando sempre nella stessa direzione, per tornare piano piano nelle prossime settimane, nei prossimi mesi a una situazione di normalità. Quindi 1200 persone, c'è il box Covid all'ingresso per la misurazione della febbre, ingressi contingentati, tutti con la mascherina anche per assistere al concerto, con distanze naturalmente di 1 metro per il pubblico naturalmente, ma c'è poi tanto spazio qui all'Arena Alpe Adria, quindi c'è la possibilità di distanziamento. Assolutamente, siamo ancora intorno a 1/3 della sua capienza nominale, quindi le distanze si possono facilmente mantenere. L'obiettivo è quello di divertirci e vedere un bellissimo concerto, il primo di molti altri che quest'estate speriamo di riuscire ad organizzare.
Tutti qui all'Arena Alpe Adria, perché questo diventa il punto di riferimento, diciamo, dei concerti estivi. Assolutamente, l'amministrazione comunale, devo dire, con uno sforzo molto importante, assieme a Promoturismo e alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ha creduto in questo progetto, il progetto delle notti in arena, individuando un unico luogo nella città di Lignano dove fare i concerti. Sono previste circa 50 serate tra la musica, il cabaret, il teatro per i bambini, la danza. Siamo molto felici anche di ospitare, una cosa molto importante per Lignano, la premiazione del premio Hemingway il 26 giugno. Insomma, per noi è un onore e spero che la città di Lignano sarà contenta di questo. Sì, perché anche il premio Hemingway, la novità di quest'anno è che torna in presenza dopo un'edizione online. Quindi diciamo che è un'estate che si avvicina più alle estati di normalità, però insomma sempre con grande cautela. Io ringrazio Luca Tosolini. Grazie a voi, grazie, ci vediamo in arena. E a Lignano Sabbiadoro, grazie. Grazie a Luca Tosolini di FVG Music Live, grazie a Paolo Bassi che è qui con me in diretta da Lignano, grazie, ritorna alla linea Paola Treppo. Grazie Alexis e al suo ospite, per noi qualche istante di pubblicità ma torniamo subito dopo. Rieccoci con l'appuntamento di A Voi la Linea. Singolare, di fatto sconosciuta, la storia dell'antica chiesa che sorge nel parco di casa Asquini a Fagagna, ancora consacrata con accesso pubblico per i fedeli da una porticina laterale, non si utilizza più per le celebrazioni dal post-sisma del 76. Ci racconta la sua storia l'attuale proprietario dell'edificio sacro in occasione delle dimore storiche aperte. Sentiamo. La chiesa è dedicata a Sant'Antonio Nicolò. Ci sono memorie archivistiche del 300, però la chiesa attuale nasce nel 400, come ricorda la lapide infissa nell'avancorpo della facciata, e poi è stata sottoposta a un radicale restauro nel 1600. Conserva all'interno degli affreschi, però picchiettati e coperti dall'intonaco, e conserva anche le memorie di un'altra chiesa che era stata demolita, dedicata a Sant'Apollinare, con la statua di Sant'Apollinare scolpita dal Pilacorte. La chiesa non nasce come una chiesa, come una cappella privata di famiglia, ma era la proprietà di una confraternita, la confraternita di Sant'Antonio Nicolò, che fu abolita dal decreto napoleonico del 1810, incamerata nel demanio pubblico e poi venduta all'asta. Quindi gli Asquini, che avevano il terreno confinante, la acquistano e la sottopongono a un restauro e la riaprono al culto, perché era già da tempo, diciamo, abbandonata. E da allora poi è stata sempre aperta al pubblico ogni volta che si diceva messa. Il muro che la separava dalla proprietà degli Asquini fu demolito e quindi la collina della chiesa fu unita al giardino. Dopo il terremoto la chiesa non è più stata utilizzata e si attende un restauro, perché ci sono degli elementi, diciamo, degli elementi strutturali in pericolo, e anche il tetto non è ben messo, insomma richiede restauri importanti, per cui attualmente non è agibile. La parte più antica visibile della chiesa è forse quella monofora gotica in pietra della sagrestia, e poi una cosa molto particolare è una pietra infissa sul muro dell'abside che ricorda il nome GR, le iniziali del capomastro che ha curato il restauro del 1600, con la martellina che era il simbolo del suo lavoro. E ci colleghiamo adesso in diretta da Palazzo d'Aronco a Udine con Isabella Gregorato, che sta seguendo una riunione della Giunta Municipale. A te la linea, Isabella.
Nostri amici telespettatori, si è appena concluso, anzi ci sono ancora degli interventi in corso, la conferenza stampa che conclude praticamente che chiude i lavori della giunta comunale. Con noi cominciamo dall'assessore all'ambiente Silvana Olivotto, perché oggi in giunta si è parlato di certificazione EMAS, una certificazione che praticamente appartiene anche ad altri, però sono molto pochi comuni in Italia che hanno questo riconoscimento. Sì, è stata ottenuta a livello nazionale solo da altri 2 capoluoghi, Mantova e Ravenna, quindi siamo sicuramente un comune virtuoso sotto tutti gli aspetti ambientali, no? Ecco, quindi questa certificazione contiene in sé anche la dichiarazione ambientale del Comune di Udine, dichiarazione ambientale che spiega quali sono i criteri del Comune dal punto di vista energetico, dal punto di vista del verde, degli orti urbani, della raccolta differenziata, dell'energia, di tutti anche la circolazione stradale, le piste ciclabili, pedonalizzazione ciclabile, mobilità sostenibile, valorizzazione dei borghi, dei quartieri, tutto quello che riguarda praticamente il sistema di vita dei cittadini. Ecco, l'importante adesso è mantenerla questa certificazione, perché è stata ottenuta, però va mantenuta. È stata ottenuta, io ho partecipato anche agli incontri tenuti i giorni 24, 25, 26 maggio con i certificatori, i quali ci hanno dato parere favorevole visti tutti gli equilibri e di tutti i criteri che stiamo mantenendo dal punto di vista ambientale, energetico, tutto quello che riguarda l'ambiente. Ecco, e per mantenere questa certificazione, che chiaramente dà soddisfazione all'amministrazione comunale, no? Perché vuol dire che ha operato in maniera corretta per la salvaguardia dell'ambiente. Ogni anno ci sarà un controllo di tutti i parametri che dobbiamo mantenere, quindi dobbiamo continuare a essere un comune virtuoso sotto tutti gli aspetti indicati nella dichiarazione ambientale. Bene, ringraziamo l'assessore all'ambiente Silvana Olivotto e chiediamo anche all'assessore Giulia Manzan di raggiungerci, poi dovrebbe raggiungerci anche l'assessore Fabrizio Cigolot, che oggi ha diverse cose da annunciare. Con l'assessore Giulia Manzan parliamo dell'area Bertoli. Ecco, che cosa capiterà adesso? Dovremo sentire il parere della soprintendenza? Sì, praticamente noi con questa delibera di oggi andiamo in preadozione della variante al piano regolatore per l'ambito di Molinnuovo. E vorrei ricordare che questa è una vicenda rimasta ferma per parecchio tempo, per parecchi anni. È un nodo irrisolto che questa amministrazione ha voluto portare avanti e concludere. Quindi ormai dopo un anno di discussione dove si è cercato di fare sintesi fra tutte le componenti e le istanze ricevute, anche all'interno della maggioranza, abbiamo redatto questa variante, quindi predisponendo una scheda norma che andasse a inglobare tutte le richieste fatte. In particolare questa amministrazione che ha fatto questa grande svolta green ha sempre puntato sul fatto di avere un'area verde da 60.000 metri quadri e naturalmente finire le bonifiche anche nel sottosuolo e completare le opere di urbanizzazione. Inoltre, visto che in questo momento l'area interessata dalla tutela paesaggistica è la Roggia di Udine, dove si può naturalmente costruire però con una fascia di rispetto, in relazione anche alle norme del piano paesaggistico regionale c'è la necessità di adottare un parere da parte della sovrintendenza perché è un bene appunto vincolato dal punto di vista paesaggistico. Quindi aspettiamo questo parere e poi... Una volta ottenuto il parere si può procedere, dovrete sarà la vedere... discussione in Consiglio Comunale e poi la fase di approvazione. Possiamo già vedere quindi, abbiamo detto un'area di 60... Un'area, vediamo se si riesce a guardare dalle carte. Sì, lo solleviamo perché così è un po' riesce a mostrare. È un po' grande, però le due proposte le avevate già viste più volte. Certo. E naturalmente chi comprerà, perché in questo momento sapete che i proprietari si trovano in una situazione di concordato preventivo,
chi comprerà comunque avrà nella convenzione previsto questi punti fissi, che sono appunto la realizzazione del parco, il completamento della bonifica e il termine di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che necessita questo ambito, che ormai è degradato e manca da sistemare da parecchio tempo. Ripeto, una situazione irrisolta che questa amministrazione ha preso per mano e ha cercato di portare a termine. Sì, e ora si può dire che siamo nella fase terminale. Quindi palla a questo punto passa alla soprintendenza, tutto è nelle sue mani. Sì, e poi del Consiglio Comunale, ovviamente. Va bene, ringraziamo l'assessore Giulia Manzane e ha terminato anche il suo intervento l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot, che tra l'altro abbiamo incontrato oggi anche alla presentazione della Notte dei Lettori. Da che cosa cominciamo? Dalla presentazione degli eventi che accompagneranno la Notte dei Lettori, però c'è qualcos'altro di cui vuole parlare. Abbiamo, aspettando la Notte dei Lettori, il fatto che è importante che la Giunta oggi ha deliberato i contributi per le attività delle associazioni culturali per Udine Estate e anche per un protocollo importante che riguarda i luoghi del Tiepolo. Quindi a lei... Quindi, cominciamo dai contributi perché è una cifra consistente, 250.000 euro destinati alle associazioni culturali che nel periodo estivo animeranno con le loro iniziative la città di Udine. E tra l'altro sono tutte associazioni che avevano presentato già, che avevano partecipato al bando, no? che aveva promosso appunto il Comune di Udine. Esatto, come ha detto giustamente lei, ha ricordato, abbiamo emanato un bando ad aprile. Metà maggio più o meno scadeva il termine per la presentazione delle domande, gli uffici hanno fatto l'istruttoria, sulla base dei criteri, delle priorità indicate dal bando è stata fatta un elenco, una graduatoria e delle 79 domande 71 sono state ammesse perché alcune non avevano i requisiti per essere accolte. Delle 71 ammesse, grazie appunto alla sensibilità, io devo dire, del signor Sindaco ma di tutta la Giunta, i 150.000 euro iniziali previsti dal bando sono diventati 250 e quindi finanzieremo 34 soggetti che operano qui nel nostro territorio che presenteranno un novero di iniziative ricchissime. 401 eventi. Allora, sulla base delle domande che sono state depositate, gli uffici hanno fatto questo conto, hanno 34 domande, però alcuni sono delle rassegne, alcuni sono degli eventi, dei festival che si svolgeranno nel centro cittadino o anche nei quartieri, quindi sono più di 400 esattamente. Adesso noi daremo conferma dell'avvenuta decisione dell'affidamento del contributo, poi avremo il dettaglio delle singole iniziative con le date e i luoghi e faremo una presentazione da qui a 15 giorni pubblica qui nella loggia del Leonello, alla quale io invito fin d'ora a telefonare. Ecco, e per concludere, perché siamo ormai addirittura d'arrivo, dobbiamo restituire la linea allo studio, dobbiamo dire anche evidenziare la questione dei palcoscenici, dei palchi che vengono allestiti. In Castello, qui sotto. Ecco, allora, palco in Castello e abbiamo anche approvato l'elenco dei concerti, se vuole glielo dico anche velocemente. Adesso non ce la facciamo. Niente, in Castello... Possiamo dire un nome, chi apre? Il 19 luglio? Allora ci saranno delle cover band dei Beatles, ci sarà la PFM, ci sarà un'altra cover band di Lucio Battisti, ma poi ci sarà l'orchestra del Friuli Venezia Giulia con Alice che canterà Battiato, ci sarà un'orchestra che dedicherà una serata a Morricone, al grande maestro Morricone, ci saranno degli appuntamenti senz'altro interessanti, passando da Max Gazzè che inizia a Tozzi e a Neck, quindi insomma il panorama è ricco. Poi però ci saranno palchi in Piazza della Libertà, sotto la loggia del Leonello, in Piazza Venerio, ma anche nei quartieri prevediamo di allestire delle postazioni in modo tale che tutta la città venga animata in questa estate che speriamo ci riporti alla agognata normalità e ci ridia un po' di serenità. Bene, allora si prospetta un'estate calda, almeno dal punto di vista degli appuntamenti in città. Ringraziamo l'assessore Fabrizio Cigolot. Ringrazio Simone Caramaschi per le riprese qui a Palazzo Daronco, qui dalla sede del Comune di Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. A te Paola.
Grazie a Isabella Gregoratto, a voi la linea si chiude qua, grazie in regia ad Andrea Bentley e a Fabio Di Bernardo, grazie a voi per l'ascolto. L'informazione in diretta su Telefriuli torna con il TG delle 16:30. Un buon pomeriggio.